Mercoledì 19 giugno Papa Francesco incontrerà all'udienza generale ben 150 componenti tra genitori e ragazzi del comitato Mamme NOPFAS del Vicentino. Sarà un momento importante, non certo di aiuto alla soluzione del problema degli inquinanti delle falde d'acqua, quanto di vicinanza e condivisione. Noi andiamo per condividere con Papa Francesco, che è così attento all'ecologia, basta guardare la Laudato Si, che è attualissima e contiene tutto. Ecco, prima di tutto noi andiamo per condividere e anche per dare una risposta, essere una risposta a questa sua ansia nell'ambiente. Poi tutto quello che viene lo prendiamo, ecco, no? E sapere che il Papa ci segue e che noi preghiamo per lui, che lui prega per noi non è poco. Papa Bergoglio è da tempo informato della piaga PFAS in Veneto. Ancora a dicembre del 2017, attraverso il Cardinal Parolin, il Papa ci ha scritto ecco, incoraggiandoci a perseverare e a trovare sempre le giuste vie. Sono poche parole, ma che sono state anche molto importanti per noi in questo percorso. Questo è quanto può fare la Chiesa di Roma, mentre anche quella di Vicenza dedica da sempre molta attenzione al problema PFAS. La richiesta agli enti pubblici invece resta una e fondamentale. Una sola parola: bonifica. La risoluzione passa da lì, dalla bonifica.